Siamo con Antonella Perlari di Slot Mob Veneto e parliamo di una manifestazione contro il gioco d'azzardo legalizzato. Di cosa si tratta? Sì, bene, allora domani, 23 maggio 2015, si svolgerà a Roma il 100° Slot Mob a livello nazionale. Slot Mob è una mobilitazione popolare nata 2 anni fa che ha toccato svariate città d'Italia, da Biella a Torino per arrivare a Palermo, anche in Sardegna a Cagliari, in cui la popolazione, dai giovani agli adulti, ha deciso di premiare quegli esercizi commerciali che per scelta etica hanno deciso di non mantenere le slot machine e le VLT nei loro bar. Per chi ovviamente poi non potrà andare a Roma, ci sarà il 2 giugno a Chioggia tutta la giornata dedicata allo Slot Mob in 5 bar a Chioggia, come potete vedere appunto anche dal volantino. Lo Slot Mob nasce proprio per cercare di dire no a quegli introiti facili che provengono da queste macchinette infernali che i gestori, certe volte purtroppo per scelta, per obbligo, perché altrimenti rischierebbero di chiudere l'esercizio, devono tenere nei loro bar. Molti sono riusciti a dire di no e la popolazione li ha premiati scegliendo quei bar per far colazioni invece che altri. Questo perché sappiamo benissimo ormai da parecchio tempo purtroppo è un problema enorme che sta dilagando in tutti gli ambiti della vita, soprattutto per la salute della popolazione, e quindi ne risente anche la sanità pubblica. Ecco, un'iniziativa che nasce anche per cercare di farsi sentire nei confronti di un governo che sembra sordo. Proprio così, infatti con Slot Mob nazionale e con Non Azzardiamoci, che riunisce molte associazioni e cooperative che cercano di lottare contro questo problema, si è andati anche al governo per cercare di discutere con chi di dovere in questo momento sta cercando di invece emanare un decreto che rischia di aumentare il gioco d'azzardo in Italia. C'è ancora una parte dell'Italia che ha voglia di indignarsi e di mobilitarsi per questa causa comune.